Bentrovati amici sportivi per questa nuova edizione Sport TG24. È partita l'organizzazione del torneo di mini rugby Città di San Donà di Piave, secondo Memorial Adriano Pilla. Il rugby educativo di San Donà di Piave propone il tradizionale appuntamento per le giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio. La formula, già proposta nell'edizione 2012, prevede il sabato la disputa del torneo riservato agli under 14 e, per l'intera giornata di domenica, scenderanno in campo i piccoli atleti di 8, 10 e 12 anni. Per l'edizione 2013, trentennale della manifestazione, c'è la ferma volontà della società di portare in riva al Piave qualche società estera. Vi terremo informati su questa importante manifestazione. Passiamo ora al basket e vediamo i risultati della divisione nazionale giovanile. La Comarca Bergamo supera il PSA Modena 73-50, il Bettinzolli perde contro il Pordenone 78-90, la Pallacanestro 30 perde 74-90 contro la Reggiana, mentre la Reyer Venezia supera la Ghirada 80-49 il Basket Treviso. La classifica vede il Virtus Bologna in testa con 34 punti in battuta, segue l'Umana Reyer Venezia con 32, terzo posto invece per la Blu Orobica di Bergamo con 26 punti. La Virtus Bologna e l'Umana Reyer Venezia sono matematicamente qualificate con 3 turni di anticipo alle finali nazionali. Vediamo ora il servizio della partita Treviso-Venezia. Partita importante per entrambe le squadre, una Reyer che scende in campo a 24 ore dall'ultimo incontro, Candussi e Marcon in campo in Serie A1 con la squadra maggiore mentre gli altri in Serie D contro Alleo Basket 98. Il primo canestro è dei padroni di casa, ma la risposta non si fa attendere, Zennaro piazza la tripla del sorpasso, Marcon non è da meno e piazza la seconda tripla dei Granata, un'ottima difesa veneziana impedisce ai trevigiani di arrivare facilmente a canestro, 8-4 per i veneziani dopo 3 minuti di gioco, ma i padroni di casa reagiscono e a metà quarto il punteggio è di 10-8 per i veneziani, con i padroni di casa in bonus falli. Una direzione di gara severa premia i veneziani, che dispongono di molti tiri liberi, non sempre sfruttati al meglio. Treviso prova ad alzare i ritmi con un press asfissiante a tutto campo, ma i veneziani vanno ancora a segno e l'allenatore dei bianco-blu è costretto a chiamare timeout. Punteggio 16-8 e 4 minuti ancora da giocare. Al rientro in campo la musica non cambia, i veneziani allungano. Paulin, reduce 24 ore prima da una super partita con 24 punti realizzati, ha ancora la mano calda e a 3 minuti dalla fine piazza la tripla del più 13. Da qui in avanti partita in equilibrio con Treviso che recupera. Punteggio primo quarto 23-16 a favore dei veneziani. Partita che riprende con un Treviso molto agguerrito, ma è la Reyer ad andare a segno. I frutti per i padroni di casa iniziano ad arrivare. Recuperano il gap e Milella segna la tripla del meno 5. È solo un fuoco di paglia, Marcon prima e una tripla di Candussi poi riportano gli Oro Granata a più 10 con 5 minuti da giocare. Bertolo realizza la tripla del più 15. I bianco-blu provano ma sono gli Oro Granata a concretizzare. Canestro a fili di sirena di Achele dopo una palla recuperata nella propria metà campo fissa il risultato del primo tempo 47-28 per la propria squadra e al rientro degli spogliatoi la musica non cambia e cala la notte per bianco-blu che non riescono più a segnare. La Reyer ne approfitta e allunga 31-56 dopo 4 minuti di gioco. Il punteggio a fine terzo periodo è 62-40 per gli ospiti. Ultima frazione di gioco che inizia con una schiacciata di Vedovato ma è l'unico lampo. Il risultato rimane fermo a lungo e il coach Goran chiama timeout sul punteggio di 71-42 per gli Oro Granata. Gli ultimi 5 minuti sono targati Umana Reyer, risultato finale 80-49 e l'Umana Reyer Venezia può iniziare i festeggiamenti per la qualificazione alle finali nazionali che si terranno a Udine a fine maggio. Sentiamo ora gli allenatori nel dopo partita. Sì, abbiamo fatto un buon primo quarto secondo me però loro ovviamente sono partiti forte perché anche per loro è una partita importante quindi abbiamo provato a scappare subito più 10 e poi loro ci hanno ripreso. Poi il secondo quarto fosse stato il migliore, abbiamo veramente alzato l'intensità in difesa, siamo riusciti a correre un po' di più rispetto al primo tempo, quindi abbiamo alternato buone giocate contro zona a canestro in contropiede e abbiamo scavato il solco decisivo. E poi siamo stati bravi rispetto alle ultime 2 partite con l'Under 19 con Bergamo e la partita
di Serie D, siamo stati bravi a rimanere attaccati sul pezzo, diciamo, no? Nel senso che giustamente gli avversari cercano un po' alla disperata di rientrare, noi siamo stati bravi a rimanere molto lucidi in ogni momento, in ogni piccolo momento difficile della partita, siamo stati bravi, siamo rimasti lucidi, abbiamo continuato a giocare, a passarci la palla e abbiamo superato le piccole difficoltà che all'interno di una partita ovviamente ci sono. Che dire, bravi ragazzi. Che dire, ormai è matematica il passaggio alle finali nazionali? Sì, è matematica, quindi lo possiamo dire. L'ho detto ai ragazzi del spogliatoio, ad inizio stagione onestamente non pensavo che a 4 giornate dalla fine del campionato saremmo già stati qualificati. Francamente pensavo che ci fossero alcune squadre non diciamo più forti, però diciamo un po' più pronte di noi, vuoi perché abbiamo una squadra molto giovane dove tranne 3 ragazzi sono tutti del 95, quindi nel ranking di inizio stagione francamente non accreditavo la mia squadra tra quelle che potevano arrivare ai primi 2 posti, però evidentemente quello che ho detto loro che non è un caso, non è fortuna, non è debolezza degli avversari, ma è frutto del grandissimo lavoro che i ragazzi fanno, mettono disponibilità massima e poi un ringraziamento anche ovviamente alla società, allo staff che mette me e i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per lavorare, per migliorare, e poi i risultati si vedono. Questa è una tappa intermedia, dobbiamo cercare di lavorare ancora di più per arrivare il più in forma possibile, il più preparati possibile al finale di stagione. Una società che ci tiene molto, tanto che il presidente anche questa sera era qui in tribuna. Sì, ma è un abitué, è il nostro primo tifoso, lui alle partite in casa non manca mai, ovviamente a parte impegni lavorativi, quando può, le trasferte sono sempre distanti, ma quando può come questa viene a vederci e dà una bella carica in più, una bella spinta alla presenza sua, alla presenza di Federico Casarin, che sono i veri motori, le vere anime di questa società, dalla testa ai piedi. Sì, abbiamo studiato male i primi 2 quarti. Primo quarto il problema nostro non era la difesa, il problema era l'attacco, perché abbiamo regalato troppi palloni agli avversari che spesso risultavano con contropiede senza poter schierare difesa, e nonostante ciò abbiamo subito 80 punti, quindi pur attaccando male, pur prendendo tanti palloni, pur regalando tanti canestri facili, ripeto, abbiamo subito 80 punti, quindi il problema non era la difesa, il problema era il nostro attacco che oggi proprio non funzionava. Ora gli spareggi diventano un po' più difficili per accedere alle finali nazionali di Udine. Sì, ma non è quella partita che ci cambiava la vita, non è quella che si doveva vincere. Noi abbiamo adesso 2 partite con Modena e con Brescia che dobbiamo assolutamente vincere. Abbiamo Bergamo in casa dove credo possiamo giocare pari, e abbiamo ultima che potrebbe diventare decisiva a Pordenone. Quindi sono quelle partite che noi dobbiamo fare, a quali noi dobbiamo pensare. Oggi rimane rammarico che dopo buonissime prestazioni a Belgrado contro squadre forti nel torneo di Eurolega, oggi abbiamo fatto 5 passi indietro, non 1, quindi quello è rammarico, ripeto, più di concentrazione, più di stare sul pezzo, stare sulla partita. Inizia la seconda fase del campionato di promozione di basket. Vediamo assieme il calendario della prima giornata. La Sinergo Leoncino scende in campo alle ore 21 di venerdì presso la palestra Volta per incontrare il Team 78 di Martellago, mentre il Basket Club Jesolo al Palasport ospita la Fiamma di Venezia. Invece il Virtus Murano ospita il Basket Riviera alla palestra Umberto I di Venezia. Passiamo ora alla Voga Veneta. Siamo andati a vedere una piccola lezione di Voga Veneta alla scuola media Ruffino Terraneo di Concordia Sagittaria. Vediamo il servizio.
Si è svolta presso l'Istituto Comprensivo Ruffino Turanio di Concordia Sagittaria una lezione introduttiva di Voga alla Veneta, tenuta dalla Voga Concordiese. Il presidente Francesco Vignandel ha illustrato ai ragazzi cosa significa vogare alla Veneta e, teoricamente, come si fa. Si è soffermato anche sul piacere di vogare sul fiume Lemene, caro tanto ai concordiesi, per lo spettacolo naturale naturalmente che offre. Non dimenticando poi che anche Hemingway ha elogiato questo territorio. Naturalmente tutto è stato anticipato dal dirigente scolastico Barbuio, dallo stesso sindaco di Concordia Marco Geromin e dal rappresentante dell'ASVO, l'azienda dei servizi del Veneto Orientale, che ha sottolineato l'importanza di mantenere pulito il territorio. I ragazzi, molto attenti, hanno poi chiesto delucidazioni e non vedendo l'ora di iniziare con le lezioni teoriche per poi passare alla pratica. Abbiamo così sentito lo stesso sindaco di Concordia Sagittaria, Marco Geromin. Questa iniziativa, che viene organizzata dalla Voga Concordiese ormai da diversi anni, ha diversi obiettivi. Il primo, far prendere consapevolezza e coscienza di qual è la storia del nostro paese, una storia fatta da una cultura di pesca e di caccia che al tempo serviva alle famiglie per sostenere i propri bisogni primari, quindi quello di alimentarsi, per poi successivamente trasferirsi anche in una fase commerciale, cioè quindi vendere il pesce, il raccolto dei fiumi e della caccia delle nostre valli. L'obiettivo poi che a noi ci interessa di più è anche quello di far prendere consapevolezza, come dicevo prima, ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, alle nuove generazioni del patrimonio ambientale e paesaggistico che abbiamo soprattutto sull'asse del fiume Lemene, valorizzando insomma tutte le città che si affacciano a questo fiume, quindi partendo da Gruaro, Portogruaro, Concordia e Caorle, facendo conoscere appunto tutti gli angoli più belli di questa zona. Sentiamo il dirigente scolastico Barbuio. Sì, il nostro istituto è l'istituto che comprende tutte le scuole del Comune di Concordia, quindi abbiamo la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola media dove ora siamo. In questo momento stiamo presentando le attività che riguardano la Voga alla Veneta, ma il nostro progetto educativo didattico comprende moltissime altre attività che svolgiamo nelle mattinate, durante le ore normali di lezione e anche nei pomeriggi. Abbiamo collaborazioni con le società sportive e culturali di Concordia e del territorio, svolgiamo con i nostri allievi, con i nostri insegnanti e anche con personale esterno progetti educativi che ad ampio raggio si occupano di attività culturali, sportive e didattiche. Vorrei ricordare per esempio, visto che siamo alla scuola media, che abbiamo un bellissimo coro che da molti anni sta funzionando in questa scuola e ci ha dato moltissime soddisfazioni, partecipando anche a concorsi a livello nazionale e piazzandosi sempre nelle prime posizioni, anzi un anno addirittura ho vinto il concorso. Oltre a queste attività ne facciamo molte altre con le società sportive, dicevo, per cui a breve, in maggio, faremo una giornata sportiva allo stadio di Concordia con la partecipazione di tutte le scuole elementari. Soddisfatto il presidente dell'associazione Voga Concordiese, Francesco Vignandel. Ormai è da molti anni che facciamo questa attività, noi siamo un'associazione sportiva che pratica la Voga alla Concordiese, però ci teniamo a portare questa attività anche all'interno delle scuole. Perché? Perché la Voga non è soltanto sport, ma è soprattutto tradizione e storia del nostro territorio. Come abbiamo cercato di spiegare, di far conoscere ai ragazzi, i nostri avi hanno usato le imbarcazioni e quindi hanno praticato la Voga proprio per sostenersi, per mantenere se stessi e le proprie famiglie, quindi usavano il nostro fiume Lemene per recarsi fino nella laguna di Caorle o anche più in là, per cacciare, per pescare, per tutte quelle attività, per trasportare anche merci che servivano proprio, erano la vita quotidiana dell'epoca. Quindi noi ci teniamo a far sì che la Voga non muoia, ma ci sia sempre qualcuno, anche dopo di noi, che la conosca, che la pratichi. In questo modo la nostra storia sarà salvaguardata e anche divulgata alle prossime generazioni. Storia che si mantiene viva anche con un appuntamento che avviene in autunno. Sì, diciamo che abbiamo vari appuntamenti. Quello
clou, quello più importante, è l'ultima domenica di settembre qui sul nostro fiume, ormai da una quindicina d'anni, c'è una bellissima manifestazione, diciamo che si rifà un po' a quella che è la regata storica, diciamo, a Venezia, che è per antonomasia il massimo, il clou, però diciamo che ci difendiamo bene anche noi, facciamo una bella sfilata con parecchie imbarcazioni, tra l'altro con anche barche che vengono proprio da Venezia per l'occasione, in costumi d'epoca, poi ci sono attrazioni varie e la giornata finisce con una regata, quindi proprio con un'attività sportiva vera e propria, non solo con vogatori di Concordia ma proprio di tutto il comprensorio, quindi partendo da Grado, dove abbiamo detto comincia da Grado fino a Chioggia, il nostro ambiente lagunare, quindi un po' da tutti questi posti arrivano i vogatori un po' più preparati per contendersi il primo posto. Allora ragazzi, come vi è sembrata? È giusto conoscere le nostre tradizioni e quindi è una bella esperienza. Quindi ci andrai volentieri? Sì. Sicuro? Sì. È stato interessante. Ti piace? Sì. Andrai sicuramente in barca? Sì. Sicuro, sicuro? Non hai paura di cadere in acqua? No. Tanto ti vengono a salvare. No. È stato bello, divertente. È bello. Chi è che piace vogare? Chi è che ha già provato a vogare? È che non mi ispira più di tanto. Non ti ispira più di tanto? Come mai? Perché ho le braccia piccole. E cosa c'entra? È che faccio fatica a remare. Ah, ho capito. Qualcun altro che già voga? Ho provato, è divertente. Sì. Molto? Sì. Quindi continuerai a vogare? Sì. Altri? Io ho già provato a vogare, sono andata con mio papà e per sbaglio gli ho tirato il remo in testa. Cosa hai fatto? Gli ho tirato il remo in testa a mio papà per sbaglio. Ah, per sbaglio? Anche un po' posta però. Questa era l'ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione. Vi informo che potete seguirci su Facebook, Twitter e YouTube. Se volete scriverci lo potete fare a redazione@caffetv24.it oppure telefonarci allo 0421 74 674. Io vi auguro una buona serata con i programmi di Caffè 24.